Eccoci qua ragazzi, siamo qua. Allora, che strada stiamo facendo? Che strada stiamo facendo? Quella dei... Facciamo il giro del Sengio Alto di prova. Dove sono andati gli altri? Spero che ti prendo via. Ecco, salutiamo un po' tutti. Dove sono andati gli altri? Boh, spariti qui dietro. Ciao ciao! Ciao! In cima c'è il Papa. Beh, rifugio. Rifugio Papa. C'è il Papa? Sì, rifugio Papa. Allora, inquadriamo quello che ride. Via, via, andate su. Ciao! Eccoci arrivati al ponte sospeso. Eccoci arrivati al ponte sospeso. Più sospeso di così non si può. Facciamo la foto alla influencer qua. Avete fatto la foto all'influencer? Covid adesso. L'aiuto del Covid. Ecco, siamo al ponte sospeso. Chi è che mi prende i bastoncini per favore? Abbiamo il volontario. Qui là. Andiamo al volontario. Ti dobbiamo farmi una foto, come sei so? Anche la fuori influencer vuole la foto. Vediamo un po' se si decide. Piano piano che mi strabico di tutto quanto. Allora fate la foto all'influencer. Avete fatto la foto? Sì. E Ennio che fine ha fatto? Sparito, lo troveremo, tornerà. Andiamo avanti, ci facciamo il ponte sospeso. Se ti metti in bilico sopra le corde, sarebbe più bella la foto, viene più bella. Poi magari se ti butti giù, ancora più bella. Ah, eccolo là, Ennio. Questa è la frana, è venuto giù tutto. Andiamo avanti. Ecco l'influenza che si fa il selfie. No, non mi faccio il selfie. Fatto il video. Vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo. So che lo passavo di qua. Sì, no, anch'io. Vediamo un po'. È lungo sto punticino qua, eh? Vediamo. Dai, siamo quasi arrivati. Eccoci.
Eccoci arrivati alla fine del ponte sospeso. Arriva anche l'ultimo. E quello laggiù in fondo è il Pasubio. Se guarda bene che la strada ci guarda due gallerie. Eccoci, qui siamo a rifugio Campogrosso. Andiamo un po' avanti, poi prenderemo il Sinterino, ci andiamo un po' a rifugio a farci un caffè. Sono già nel passo del piano delle Fugazze fino ad ora, 11:47, volentieri 10, senza correre dalle 10 alle 11:47. E adesso qui, eccolo qui, adesso scendiamo, ci facciamo un caffettino e poi continueremo per il nostro Seggio Alto. Martedì poca gente. Guarda che bello là, il falchetto che si può là, là in cima là il falchetto, lo vedi là sulla punta là? Dovrebbe essere un falchetto quello, no? Eccolo là, sì. E allora adesso scendiamo. Eccoci a rifugio, quindi tranquillamente scendiamo. Gli altri si sono persi, dove sono? Sono là lì dietro. Pareggiabile scenario delle piccole Dolomiti. Eccolo il falchetto, eccolo là. Quella è la Sisilla, quella è la famosa Sisilla. Ecco, eccoci. Dopo quasi 2 ore siamo arrivati al primo rifugio in Campogrosso, del piano delle Fugazze, senza tanto correre, in un paio d'orette ci siamo arrivati. Facciamo il lavoro. L'interno del rifugio Campogrosso. Arrivi sia da una vallata che dall'altra intanto. Dopo che arrivi in macchina. Ma dopo i posti si frequentare, bisogna posti che sì, arriva uno. Ecco, e queste sono le piccole Dolomiti, c'è il Monte Obante, c'è Cima Mosca e continuiamo così. Là, il dito là in mezzo, quello là che te lo vedi, intravedi su sporco, che va su. Sì, è il segnale lì. Secondo me va a finire fuori lei dove è pianta là, sì, che la ho appena sotto e dopo te che giri a Rio, no? Quello è il Monte Cornetto.
del sentiero che ti viene su dal Fugge. Ah, capivo, sì. Te fai sotto il Bafeda e dopo... Dopo ti faccio io, dopo ti vieni qua. E dopo ti passa avanti. Poi adesso è una parte che... Non sei che se lì sarà... Sì, l'ho fatto una volta come Mario. Lì sarà 40 anni. E di là no, No, sarà qua, tu, beh, tu sono da passai 40. che sai due cadene. Sì, quello me lo ricordo. Adesso che ha messo due passai. Il che ha fatto la passerella, quella... Delle cadene mi ricordo. Due, perché Sì. da Dubai come. Sì, sì. Adesso lì che ha messo due passai. Sì. Di Di alluminio. cosa dice? Una mappa. Sì, sì. Oh, è un bulgar fatto. Sì. Sì, è il bulgar, dice percorsi, cioè, metti il materasso sotto, no? E ti arrampichi senza, e adesso quello lì, tutta ecco i lassi, tutto quanto, lo vedi? Sì. Lo vedi che bello il castello, quello lì. Il castello, quello lì, che è proprio lì davanti. Ah sì, con il sasso lì. Il castello, eccolo lì. Il castello è quello là. Bene. Questa è Malga Boffenthal. Eccoci qui, sta Malga Boffenthal. L'estate qui si può anche mangiare, vi è una specie di agriturismo, giusto Ennio? Sì. Eccoci, stiamo arrivando a Malga Boffenthal. Birra buonissima. No, carne di maschio. Non lo so. È chiara. Tu mai nava? Dove? Qua è chiara. Ducati. Panare a casa. Sì. Ed è agriturismo Ducati. Sulla sinistra, però no. Davanti il sasso. Magnifica valle, lo spettacolo di panorama, la valle così, solamente nei film di Heidi, nei cartoni animati di Heidi. Manca le caprette. Mancano le caprette, anche roba. Ciao. Poi ciao, abbiamo trovato la capretta. Qui abbiamo il pino cresciuto nell'albero, no scusa nell'albero, nel sasso, pino cresciuto nell'albero, adesso non esageriamo, guarda che bello, no, sì, sì, ma è cresciuto così, sì. O è caduto da sasso piccolo, come sasso piccolo, e poi si è diventato grande il sasso. Una cosa, è una, come si chiama? Proprio da miei. È un modello di pino nuovo, del pino sasso. Pino sasso.
E lì la strada. Da sotto c'è la strada delle 7 fontane, quella. Ecco qua i due sperduti viandanti, adesso siamo sulla strada delle 7 fontane, c'è il sole naturalmente, noi siamo vestiti come alluvionati. Vabbè, stiamo arrivando, ciao, ci vediamo dopo, ciao.